La storica scuola elementare De Cosmi del villaggio Mosè in piazza del Vespro, abbandonata, saccheggiata e distrutta dai vandali per oltre un decennio, sarà finalmente ristrutturata e resa di nuovo fruibile. Questa mattina, dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta Comunale, sono iniziati i lavori per il completamento dell'edificio scolastico. Il provvedimento è stato adottato dopo la stipula dell'accordo con la Fondazione Agire Insieme di Agrigento dell'imprenditore Salvatore Moncada, che ha manifestato l'intendimento di finanziare i lavori di recupero della struttura. Infatti è un'azienda di fiducia della Fondazione Agire Insieme ad eseguire gli interventi di ricostruzione dell'istituto. I lavori consistono nel completamento dei lavori precedentemente realizzati, quindi il completamento degli impianti, impianto elettrico, impianto di riscaldamento, l'adeguamento antincendio dell'edificio, intonaci, pitturazioni e il completamento delle pavimentazioni. Quando saranno ultimati? Si prevede 120 giorni dal concreto inizio dei lavori. L'importo dei lavori è di circa 230.000 euro. Sul posto questa mattina si sono recati anche il sindaco di Agrigento Marco Zambuto e l'imprenditore Salvatore Moncada. Il contributo è di tante persone, il grosso è quello della fondazione, ma c'è un contributo prima della segnalazione che è stato di Roberto Tuttolomondo, che la Lega a questa scuola ha fattori anche affettivi e personali, poi c'è stato l'ingegnere Spitali che ha regalato il progetto, quindi ci saranno altre persone che regaleranno parte di questa scuola e poi c'è stato l'impegno dell'amministrazione in tempi molto brevi a portare a compimento questa consegna che noi speriamo di rendere funzionale al più presto, nell'arco di 3-4 mesi, consegnarla alla cittadinanza e ai bambini di questo quartiere che sono quello per cui noi stiamo facendo questa attività. Il rapporto concreto tra la pubblica amministrazione e la Fondazione Agire Insieme che dà un segnale concreto alla città di Agrigento, a un quartiere popolare come quello del villaggio Mosè, la restituzione alla città di una scuola, di una struttura scolastica importante, per cui tenuto conto che i lavori inizieranno subito dopo Pasqua, il prossimo anno scolastico questa scuola sarà nuovamente funzionante per i bambini del villaggio Mosè. Noi avevamo iniziato questi lavori con Roberta Tuttolomondo, erano stati fatti lavori strutturali alla scuola, oggi grazie alla Fondazione Agire Insieme si completa questo lavoro importante ed è un segnale concreto che diamo agli agrigentini. Per circa 12 anni la scuola è stata abbandonata all'incuria e al degrado. Si è più volte battuta per il recupero della struttura l'ex assessore comunale di Agrigento Roberta Tuttolomondo, che oggi ha voluto ringraziare personalmente l'imprenditore Salvatore Moncada. Oggi è un giorno veramente speciale perché siamo arrivati veramente alla conclusione e all'inizio di un grande progetto. Io ho avuto sempre a cuore non solo questa scuola, questo lo voglio sottolineare, ma tutte le scuole agrigentine. Certamente un plauso grande va all'imprenditore Moncada, che con la sua grande generosità ma soprattutto con la dimostrazione di quanto ama la sua terra il progetto verrà realizzato. Questo certamente deve servire da esempio per tutti gli agrigentini, tutti gli imprenditori e soprattutto per tutti coloro che oggi concorrono a salire al potere. È bene che i politici comprendano quanto sia importante capire che fare politica significa essere al servizio della gente e non di se stessi, e questa è la dimostrazione che pur non ricoprendo un ruolo pubblico si possono fare tante cose.